Ehi, orgoglioso di essere veneto. Adesso basta non stare per i maroni. Questa sia terra delle palle dei menoni. Che so che suo e non vago via. Vivo nel posto più bello che sia. Vai in Himalaya che mi vado su a Cortina. Ti vai in Egitto che mi sto sotto marina. Questa sei casa non voglio partire. Vai tutto mare. Veneto sei stupendo. Veneto filippando. Veneto sei il mio mondo. Lontano neanche un secondo. A me non mi interessa Milano e neanche Hong Kong. Cosa butto che vada a Londra, Roma, Bangkok, cosa chiese. Hola, ¿qué tal? Ciao, carissimi ascoltatori. Hola, queridos amigos y amigas. Siamo tornati un'altra volta noi. Mariano Gasola desde Rosario. Ivana Cuarati desde Santa Fe. Y Marcelo Carrara desde Mar del Plata. De esta manera damos inicio al segundo programa de Parola Veneta Radio en nuestro canal de YouTube, y a su vez también gracias a la gentileza de Radio Comités Rosario, les traemos una hora con toda la información y la cultura de la comunidad veneta de Argentina, para todos aquellos amigos que aman Italia en general y el Véneto en particular. Hoy vamos a tener un programa dedicado a Padova, ya que el 13 de junio fue la fiesta de Sant'Antonio di Padova, uno de los santos más populares del mundo entero y uno de los íconos y símbolos de la ciudad de Padova. Sí, Sí, generalmente... Pónganse de acuerdo, muchachos, vamos. Carrara. Dale, Marce, seguí. Sí, Estas cosas pasan en vivo. Sí, generalmente a los santos se los identifica solo con el nombre, ¿no? Es el caso de San Francisco a secas, o Santa Clara también a secas, ambos de Asís, pero solo con el nombre ya está, porque se entiende de dónde provienen. En cambio, generalmente con Antonio lo llamamos con nombre y apellido completo. Es San Antonio de Padua, identificándolo con la proveniencia, lo cual es una paradoja, ¿no? Sí, porque Antonio no era originario de Padova, es más, ni siquiera se llamaba Antonio, había nacido en Portugal, en Lisboa, con el nombre de Fernando Martins de Buloes, y pasa a llamarse Antonio, toma el nombre de Antonio cuando profesa los hábitos en Coimbra, Portugal. Luego conoce a San Francisco y se hace fraile franciscano de la orden franciscana. Una vida breve la de Antonio, vivió solo 36 años, en los cuales viaja muchísimo predicando por Francia, por toda Italia, y no hay precisión cierta, pero se sabe que en 1227 en Asís, y luego se establece en Padova, donde fallece en 1231. Es muy probable que en Padova haya vivido solo sus últimos 4 años de vida, pero bueno, adquiere fama de predicador viviendo ahí en Padova en esta última época. Y, digamos, su fama la adquiere en la prédica en 1231, en Cuaresma. Fue justo el año de su muerte. Tanta identificación con Antonio y Padova, como decíamos antes, Antonio de Padova, es casi su apellido, y en Padova es donde está la basílica dedicada y donde se custodia su tumba para decir el santo a secas, sin necesidad de nombrarlo, para saber que estamos nos refiriendo a San Antonio de Padova. Lo decíamos antes, un santo muy popular en todo el mundo, en el Véneto, en todo el norte de Italia, y en Argentina, donde sabemos muchas ciudades llevan su nombre en la denominación, desde la lógica San Antonio de Padua, en la provincia de Buenos Aires, muy cerca de Capital Federal, San Antonio de Areco, también en la provincia de Buenos Aires, San Antonio en Misiones, San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, sobre el mar
argentino, y otras dos cuyo nombre completo es San Antonio de la Concordia y San Antonio de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. Ya que nombramos otras ciudades, vamos a seguir con Padua porque nuestra invitada vive allí. Les propongo cambiar un rato de tema, ir a Venecia, donde tenemos otro amigo que regresa a Parola Veneta Radio. En este caso, Giovanni Giusto, que nos cuenta una de sus interesantes historias. Ya que nombramos otras ciudades, vamos a seguir con Padua porque nuestro invitado del día de la fecha reside justamente allí. Así que les propongo cambiar un rato de tema. Nos trasladamos a la emblemática Venecia, donde tenemos otro gran amigo del programa que regresa con todo. Giovanni Giusto, que nos cuenta una de sus interesantes historias. Tigay Gran Sin Escarcea. Recordamos a nuestros oyentes que 8 que te conto es una serie de videos con los cuales Giovanni nos cuenta distintas historias de Venecia en particular y de todo el Véneto en general. Podés seguirlos directamente en su cuenta de Facebook, Giovanni Giusto, 8 che te conto. Un antico modo di dire veneziano, ancora oggi molto in uso tra i veneziani, è sicuramente Tiga i gran sin scarsea, che tradotto in italiano significa hai i granchi in tasca? Questa è proprio bea. Occhio che te conto, non è cosa assolutamente difficile poterlo sentir dire girando per Venezia, soprattutto nelle osterie e nei bacari di Venezia, quando dopo aver magari bevuto e cichettato in allegria tra amici, arriva il momento di pagare il conto. Chissà perché, ma in ogni compagnia ne esiste uno. Uno chi? Uno che ha i gran sin scarsea. Uno che ha i granchi in tasca, certo, perché soprattutto quando si è stati bene in compagnia con gli amici di sempre, mentre solitamente tutti fanno a gara per pagare il conto, infilando subito le mani in tasca per recuperare il denaro, c'è chi invece evita di farlo. Temporeggia, trova un motivo di falso contrattempo o crea una situazione utile come scusa per non infilare le mani in tasca, nella speranza che qualche altro amico nel frattempo lo preceda e paghi il conto. Ma la cosa non sfugge quasi mai al resto del gruppo ed ecco allora che scatta immediatamente la battuta che va ad apostrofare il cosiddetto tirchio, che invece di rimanere inosservato viene platealmente deriso. Oh, ti hai gran sin scarsea! O meglio, non avrai mica i granchi in tasca e per paura di essere pizzicato eviti di infilarci le mani per non pagare il conto? ¿Podemos hacer la traducción, Mariano? No podemos hacer una traducción literal que sería cangrejos en los bolsillos. En Venecia, cerca de Ibácar y de los cafés, de los bares, de los restaurantes, cuando se va en grupo, siempre hay alguien que a la hora de pagar encuentra un motivo para hacerse el tonto y entonces resuena Tigay gran sin escarcea. El nuestro sería el nuestro, tenés cocodrilos en los bolsillos. Claro, se entiende porque en la laguna no hay cocodrilos, pero sí hay cangrejos de mar que pueden llegar a picar si pones la mano. El musicalizador me hace señas. Tenemos que ir directo a una pausa musical que tiene que ver justamente con San Antonio. Bueno, esperemos que no sea un himno litúrgico formal. ¿A quién estará dedicado la siguiente pieza? ¿Ivana?
Quita la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa. El pañuelo colorado no te pongas porque la iglesia se escandaliza. Un paseo después por la plaza para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos. Por eso yo te pido que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos. Muchachita, muchachita, la peineta. Todos los domingos. Cumbia de Marfil y Watusi, inmortalizada por el inigualable Sergio Denis. Si bien canónicamente a San Antonio se lo invoca para encontrar los objetos perdidos, popularmente se le atribuye su intersección para encontrar novio o marido. Y desde esta presentación nos vamos directamente al invitado del día de la fecha desde Padova. Seguimos disfrutando de Parola Veneta Radio y en esta ocasión una presencia muy especial, un amigo de la casa conectado desde Italia, desde el Véneto, como es Leopoldo Marco Longo, quien fuera síndaco de San Giorgio in Bosco desde el año 99 al 2009 y actualmente vicepresidente de la Associazione Padovani nel Mondo. Benvenuto Leopoldo a Parola Veneta Radio. Grazie, buenas tardes. Grazie Leopoldo per la tua presenza. Per noi è una grande gioia poter condividere con te questa passione che abbiamo per la radio e per le nostre radici venete nel mondo. In questo caso ti saluto io dalla città di Mar del Plata, Mariano a Rosario e Ivana alla città di Santa Fe. E come ti dicevo, per noi è molto importante questo contatto, questa comunicazione. E la prima domanda è ovviamente rivolta a te, no? Qual è stata la tua esperienza nel mondo dell'immigrazione? Quando sono stato sindaco dal 1999 al 2009 per 10 anni mi sono molto impegnato con l'esterno, per esempio ho aperto un gemellaggio con la Bosnia perché in quel momento c'era la guerra in Bosnia e ho fatto un gemellaggio ma soprattutto ho cominciato a dedicarmi all'immigrazione avendo anche la possibilità come sindaco di incontrare spesso funzionari della regione e quindi mi sono iscritto ai Padovani del Mondo, ho cominciato a analizzare i nostri immigrati, a San Giorgio di Bosco abbiamo immigrati importanti, tutta la provincia di Padova, ma specialmente a San Giorgio di Bosco abbiamo appunto i fratelli Luigi Andrea Pallaro e ho progettato un museo dell'immigrazione a San Giorgio di Bosco, restaurando una villa Bembo del 1650. Sono un po' la quanta ci abbiamo speso 1.750.000 euro ed eravamo riusciti a completarla. Ecco, questo grazie anche al contributo della Regione Veneto per l'immigrazione, ma anche a Luigi Pallaro, il senatore, come lo chiamate voi, che è ritornato in Italia come senatore dello Stato italiano, è riuscito a prendere 500.000 euro. Quindi io dico sempre che il mondo è piccolo, perché abbiamo sempre bisogno di tutti. Comunque
Poi sono passati questi 10 anni e era pronta da inaugurare, però poi è venuto il mio successore e l'ha inaugurata con il presidente Zaia e facevano diventare uffici del comune. Questa è un po' la storia. Io d'altra parte proseguo sempre nel frattempo, vuol dire, sono stato in Argentina nel 2004 su invito di Andrea Pallaro per il matrimonio di una figlia. Ho avuto l'occasione di vedere Buenos Aires, Salta, le fabbriche, quelle per la carne, per il McDonald's, eccetera. In quei 15 giorni sono stato anche a Mar del Plata a fare una riunione dei Marco Longo emigrati in Argentina, ecco, quindi sono stato anche là. E poi nel 2005 sono riuscito a rimettere nella consulta di vendita nel mondo. Ho avuto l'occasione di andare in Brasile, quindi pochi giorni, per carità, insomma, ma Bento Gonçalves, Caxias do Sul, eccetera. È stata un'esperienza molto interessante che mi ha permesso poi di fare molti amici. Nel frattempo a Roma si parlava del Museo Nazionale dell'Immigrazione. Anche là ho partecipato come sindaco. Abbiamo partecipato alla costituendo l'associazione per il Museo Nazionale. Ci siamo riuniti diverse volte e ho avuto l'occasione di incontrare tutti i rappresentanti dei musei del mondo, ho preso un po' di San Paolo, di Iceland, eccetera, e anche là abbiamo stabilito dei contratti, molti contatti che mi sono sempre tornati utili. Poi anche là è cambiata la politica, il museo l'hanno ridotto a una piccola esposizione sotto l'altare della patria, che poi è andata dimenticata e finalmente in questi ultimi 5 anni, voglio dire, è stato portato tutto a Genova, appunto, dove c'è il Museo Regalata, e come hanno fatto questo Museo Nazionale dell'Immigrazione che mi pare hanno inaugurato quest'anno, e purtroppo non ho potuto andare. Io tengo i contatti un po' con tutto il mondo per questi motivi dell'immigrazione. Dobbiamo per premiare i nostri immigrati, essendo di Bosco che ha lavorato in Paolo, sono di Vicenza a Luigi Pallaro, ma poi abbiamo anche premiato Andrea Pallaro, abbiamo premiato Frank Sartoro, un immigrato in Australia da San Giorgio Bosco, che poi è stato sindaco di Sydney, e poi anche il ministro del nuovo Valdes del Sud, e così via. Ho sempre cercato di tenere i contatti. Ho partecipato alle consulte qua, tutte le consulte venete, alle riunioni dei giovani, dove mi è stato possibile. Ecco, adesso il mondo è un po' cambiato, mi pare che l'interesse per l'immigrazione sia in Veneto sia molto diminuito, anche le associazioni padovane nel mondo, ecco, molte associazioni hanno chiuso, Venezia, Rovigo, eccetera, e anche i padovani non se la passano molto bene, perché dopo che l'associazione Padovani nel mondo è stata costituita nel 1970 con grande entusiasmo dell'allora senatore Storchi, ma soprattutto del Camera del Commercio. Poi a un certo punto le Camere di Commercio ci hanno anche sbattuto la porta, sono uscite dall'associazione Provincia e Camera di Commercio, e adesso mancava che questi contributi abbiamo portato la sede presso la Presidenza a Padova. Tuttavia ci sono stati anche questi 2 anni di fermo per il Covid, però insomma cerchiamo di organizzarci, insomma, quest'anno come iniziative
siamo riusciti a fare la prima festa dell'emigrazione padovana nel comune di Arre, un comune della Bassa Padovana, perché sempre per i contatti, perché poi è l'unico dei 104 comuni della provincia di Padova ad avere un museo dell'emigrazione. È una cosa un po' strana, però abbiamo portato una mostra, ci siamo fatti prestare dai trevigiani nel mondo la loro mostra sull'immigrazione e così abbiamo fatto 2 giorni appunto di mostra, di convegno, eccetera. Adesso ci organizzeremo per l'anno prossimo, vediamo cosa riusciamo a fare. Purtroppo abbiamo pochi iscritti, i nostri circoli all'estero praticamente tutti, sia in Brasile, sia in Argentina, sia in Australia, sia in Svizzera, sia in Romania. Però io credo che possiamo ancora lavorare. Abbiamo acquisito dei soci che hanno voglia di lavorare, come per esempio Lucia della Montà, che probabilmente voi avrete conosciuto, è stata inviata a Buenos Aires dal governo italiano per insegnare la lingua italiana. Adesso è ritornata, perché lei ha una grande esperienza. E insomma, non ci abbattiamo a cercare di lavorare. Tu, Leopoldo, ricordavi e facevi molto bene le figure di due fratelli, 2 persone emigrati da San Giorgio in Bosco, che è una comunità piccola, però che evidentemente ha dato un grande contributo all'emigrazione veneta, all'emigrazione italiana nel mondo, no? Cioè, ricordavi Andrea e Luigi Palaro, che noi abbiamo anche avuto occasione di conoscere, di stare, lavorare vicini a loro. Penso che sia una cosa proprio giusta e doverosa, anche perché Andrea è venuto a mancare pochi giorni fa. Però... Sì, mi dicevi? Sì, ecco, quindi questi 2 fratelli che sono emigrati negli anni 49-50, poi hanno avuto una grande storia, insomma, ecco, perché Luigi sono fuori discussione che abbia insomma, tenuto su, organizzato le associazioni dell'immigrazione dell'Argentina fino a poi diventare senatore. Andrea invece che ha lavorato molto più probabilmente nelle loro proprietà industriali e agricole, però non dimentichiamo che ha istituito le scuole a Buenos Aires, insomma 3 scuole importanti, perché lui diceva, lasciato scritto, poi ho sentito anch'io ma che lasciato scritto i suoi famosi 4-5 libretti che ha fatto nella sua storia, che voleva restituire all'Argentina, ecco, una parte di quello che ha ricevuto. Questo mi pare importante. Luigi, nei suoi ultimi discorsi, diceva che stava cambiando un'era, che era finita la storia dei nati in Italia, emigrati all'estero. Questo è vero, le nuove generazioni che non si sentivano più né italiane né argentine, ecco, però dovevano impegnarsi nella politica del loro paese. Questa è la loro destinazione. Che abbia visto giusto, perché abbiamo molte persone impegnate, italiani impegnati non solo in Argentina ma anche in giro per il mondo. Pensiamo da Cittadella, che è il paese qua vicino, ecco, dove c'è stato James Lobo, per esempio, che è divenuto governatore del Galles del Sud. Pensiamo scritto Frank Sartor, che è divenuto sindaco di Sydney, ma pensiamo anche a tanti imprenditori come per esempio Iseo e
Miolo, partiti sempre dalla provincia di Padova, qua da più piedese, che credo abbiano dei grandi interessi vitivinicoli appunto in Brasile. Ma pensiamo anche per esempio a Franco Barocco, che è partito da Russia ed è diventato responsabile della stazione spaziale, insomma, degli interessi spaziali dell'Argentina. Quindi non mancano certamente personaggi. Marco, ho sentito che hai detto che la tensione sulla immigrazione non è tanto importante adesso in regione. Tu pensi che dopo questo successo del Covid si tenderà più attenzione sulla comunità all'estero, o pensi che hai nominato 2 politici dell'Australia, forse loro prenderanno attenzione di questa immigrazione, o pensi che non abbiamo speranza di prendere ancora attenzione sull'immigrazione all'estero? Ma non lo so, insomma, la regione Veneto, insomma, penso che la situazione padovana non è anche più iscritta all'albo regionale, perché abbiamo perso i requisiti, insomma. Dovrebbe essere secondo me un maggiore impegno anche sui progetti, sugli investimenti. Io non dico che non facciano niente, insomma, ma ci dovrebbe un maggiore interesse. Sarà stato per questo maledettissimo Covid, insomma, spero che riprendano, insomma, che investano su questi rapporti, insomma, perché è conveniente per tutti, insomma, questi nostri ambasciatori, che li chiamiamo all'estero, possono stabilire contatti, poi si trasformano anche in empatia, anche in contratti, incontri, contratti commerciali, scambi culturali. Ecco. Ma secondo me dovrebbero investire un po' di più. Adesso ho visto recentemente che hanno finanziato la legge per il ritorno passo, no? Poche cose, insomma, ecco, noi come padovani contributi non ne riceviamo. Non dobbiamo pensare a non perdere la speranza e chiamare al Santo Antonio che ci dia una mano. Santo Antonio, in questi giorni ha avuto finalmente, ecco, è ritornato la festa di Sant'Antonio. Pensa che hanno rifatto anche il tragitto da Campo Santiago a Padova con i buoi, è stata una grande festa. Beh, quello è un punto di speranza che sia ritornata. E poi voi, per esempio, conoscete tutti Sant'Antonio, magari conoscete un po' come San Leopoldo, perché c'è anche San Leopoldo a Padova, insomma, è un santo degli anni 50, voglio dire, insomma, ecco, però anche qui, insomma, è importante. Se non perdiamo le speranze, noi continuiamo a lavorare, riusciamo a fare, purtroppo contributi non ce ne sono. No, perché anche dobbiamo dirlo che al di là delle politiche messe in atto o delle mancanze da parte della politica, i contatti tra i 2 paesi, tra le 2 comunità esistono anche e continuano a esistere anche grazie alla tecnologia, lo si vede, cioè, tu Leopoldo ricordavi la festa di Sant'Antonio che è ritornata, e cioè anche i frati oggi sono sulla web, trasmettono le loro iniziative, le loro funzioni anche sulla web, e la gente lo segue, cioè io vedevo nei commenti poi nel loro sito c'erano commenti da tutta parte del mondo. Va bene che Sant'Antonio è una cosa che va al di là della veneticità, cioè va al di là del nostro mondo, per uno dei santi più popolari, lo dicevamo prima, però secondo me
Cioè, i legami tra i due paesi continuano a esistere e noi dobbiamo un po' insistere tutti insieme a far capire alla politica che ha un'opportunità, una grande opportunità, se decide di ritornare di nuovo a dare una maggiore attenzione. C'è un'opportunità, diciamolo, un'opportunità anche per il Veneto stesso, cioè per il Veneto e per l'Italia come paese, no? Non è che sia una cosa che solo interessa a noi che siamo all'estero. Sì, sì, su questo sfondi una porta aperta, sono perfettamente d'accordo con te. Bisognerà stimolare un po' di più. Leopoldo, io vorrei aggiungere che anche a Mar del Plata si è celebrato il 13 giugno a San Antonio. Qui abbiamo un quartiere vicino al porto di Mar del Plata che porta il nome del santo perché c'è la parrocchia dedicata a San Antonio di Padova. Dopo 2 anni è tornata anche la processione. Lo sai, qui siamo in autunno, quasi inverno, perché il 21 giugno inizia l'inverno nell'emisfero australe, allora con un po' di freddo, ma anche a Mar del Plata c'è stata la processione, siamo stati con il prete della parrocchia e c'è una comunità importante perché, come dico, c'è la parrocchia e c'è anche la scuola che porta il nome del santo, che noi come associazione ovviamente, come associazione veneta, abbiamo un legame da sempre. Per concludere, Leopoldo, lo sappiamo, sei anche molto attivo nelle reti sociali, non solo con le fotografie, sino con i tuoi scritti, sempre sul mondo dell'immigrazione. Ci puoi informare un po' su questa tematica? Sì, beh, io volevo, il museo non è stato possibile farlo, però no, virtualmente insomma, ecco, cerco di tenere unito, ecco, su Facebook ho una pagina, si chiama Museo dell'Immigrazione, è un museo un po' virtuale dove cerco di tenere i contatti appunto con i nostri immigranti. Ecco. Per quanto riguarda Padova, ecco, per esempio, speriamo adesso che è finita anche questa pandemia di poterci ritrovare, ecco, stiamo aspettando una grande Padova e centenario delle università più vecchie d'Italia, ma soprattutto adesso c'è Urbisplicta, quindi c'è un grande fermento, insomma, quindi quest'anno, l'anno prossimo ci sarà occasione, ecco, spero di potervi dotare a Padova, insomma, quindi poterci vedere, insomma, scambiare qualche opinione. Insomma. Sì, io continuo a lavorare continuamente e poi non dimentichiamo che sono sempre le persone che chiedono ancora che chiedono giustamente questi sanguinis. È una cosa diventata un po' complicata perché i comuni non ne vogliono sapere, sono carte, le parrocchie sostanzialmente ormai sono inesistenti, nel senso che i parroci hanno 2 o 3 parrocchie, non hanno certo tempo per queste cose qua, insomma, però insomma, cerchiamo di aiutarli in modo che qualcuno riesca ad arrivare a avere questa cittadinanza. Quando sono stato sindaco io, per esempio, senza tutte queste storie, ho dato la cittadinanza a 5-6 brasiliani, 10, ragazzi giovani, ecco, ma ecco, mi auguro che tutti quelli che hanno diritto, ecco, e evitando le strumentalizzazioni di queste fantasiose agenzie che girano, che poi spiano un sacco di soldi, ecco, che possono avere giustamente la loro carta di riferimento. Insomma, lavoriamo, teniamo contatti e anche con voi, insomma,
Grazie tante Leopoldo per la tua disponibilità. Torneremo a Padova appena possiamo e ovviamente sei sempre benvenuto qui in Argentina. Allora anche a te ti aspettiamo. Llegó el momento de una nueva pausa musical, obviamente dedicada a la bellísima Padova. Roma, Londra, Tokyo, Singapore. Roma, Londra, Tokyo, Singapore. Tutti posti che mega incantano. Ha una spina amico sempre in core. Quando so che sono lontano da qua, ogni sera guardo e fisso il cielo e la luna me sorride ma mi non mi par neanche tanto bello, forse non somiglia a questo qua. Quando torno a Padova, mi sento a casa mia, non ho mai teoria, e tutto me va bene, cammino sotto i ponti, e quale a me canto, che cupo e pesato, passano passi, ritrovo tutti i popoli, la maglia stava zitta, chi che ha visto Padova, non può scordarla. Ma cuando a Padova, una canción de Humberto Marcato, esta vez escuchamos la versión remixada de esas que solamente encuentra nuestro musicalizador estrella. Muchas gracias. Cambiando a otra provincia del Véneto también, ¿vieron esa noticia de la señora que le renovaron la patente, el carnet de conducir? Cándida Uderzo, de Bregance, una provincia de Vicenza. 100 años tiene la señora, fue a rendir y aprobó el examen. Le renovaron el carnet hasta el 2024. Sí, es una noticia que dio vuelta al mundo. Una señora perfectamente en forma que no solo maneja, sino que todavía va en bicicleta. Así que complimenti a la señora Cándida. Padova para comentarles dos hechos deportivos, que hace 2 fines de semana atrás terminó el campeonato oficial de rugby en Italia y la final fue toda veneta. Por un lado, el Petrarca Padova, que le ganó 19-6 a Rovigo y se coronó campeón por 14ª vez. Así que felicitaciones a todo el equipo de Petrarca Padova. El segundo es, no es tan positivo, al contrario, lamentablemente el Padova Calcio perdió la final por el último ascenso de la tercera división de C a la B contra el Palermo, una final que tenía una gran cantidad de público inusual para la categoría. Bueno, obviamente el Palermo mueve siempre mucha gente, es un equipo que merece estar en primera división. Bueno, a seguir haciendo fuerza, a seguir haciendo el aguante para lograr el ascenso de categoría. Y hablando de fútbol, en este caso ligado a lo que es la comunidad italiana de Mar del Plata, le mandamos un fuerte abrazo, un salutone al equipo de Treviso de Mar del Plata, el combinado que representa a la Asociación Trevisana en el mundo de nuestra ciudad, que ya desde hace varios años está jugando lo que es la Copa Italia de Fútbol 11 en Mar del Plata, que este año está cumpliendo 35 años ininterrumpidos la Copa Italia de Mar del Plata, salvo por el año 2020 que por la pandemia no se jugó. Así que este año el Treviso vino con todo y pasó a la semifinal de la Copa Italia, que estará jugando contra el combinado de Casa Italia el domingo próximo, ya que en cuartos de final
logró superar esta fase, así que estamos ya en semifinales, así que le deseamos todo lo mejor al equipo de Treviso Mar del Plata. Todo lo mejor para el equipo y bueno, en este orden, contando un poco las actividades de la comunidad en Argentina, la semana pasada comenzó un taller de redes sociales del programa de alfabetización digital del Comité Rosario. Esta iniciativa, que fomentó el Comité de Rosario y cuenta con la financiación del Ministerio de Elia Fariesteri, busca capacitar a los dirigentes de las distintas asociaciones italianas para el uso de las redes y crear buenas prácticas, brindándole herramientas para que las asociaciones puedan generar comunidad y tener presencia activa dentro del mundo digital para poder lograr una buena comunicación con su asociación y la comunidad en general. Seguramente en las próximas ediciones contaremos más sobre esta actividad tan importante, tan interesante para toda la comunidad italiana de nuestro país. Llegando al final del programa Parola Veneta Radio, el segundo de esta segunda temporada. Ayer fue el Día de la Bandera Argentina, el 20 de junio. Conmemoramos el fallecimiento de nuestro general Manuel Belgrano, que como todos sabemos, hijo directo de un italiano, de Liguria, nacido en Onelia, el pueblo natal de Domenico Belgrano, en la actual zona de Imperia, en la Liguria. Domenico, padre de Manuel, con todo lo que conlleva para nosotros como argentinos la figura de Belgrano. Así que celebramos, por un lado, la bandera argentina y justamente para concluir el programa del día de la fecha, lo haremos con la canción a la bandera, Aurora, en este caso con una versión muy particular. En realidad más particular, original, porque sí, Aurora, la que cantamos y la que hemos cantado seguramente en la escuela, es en realidad la canción de la bandera, parte de una ópera encargada por el gobierno argentino para los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, a un compositor italo-argentino llamado Héctor Panizza. Y el libreto, es decir, el texto, las palabras, es escrito por Luigi Illica, un famoso libretista de la época, que obviamente escribe en italiano. Agradecemos a Mariano por la explicación de Aurora, la canción a la bandera. De esta forma nos despedimos de este segundo programa de Parola Veneta Radio en esta segunda temporada. Un abbraccione di tutto cuore.
dato in Dio